Una gara di progetti per salvare la città dal turismo di massa, dall'M9 di Mestre prove di alternative alla monocultura turistica che ha reso Venezia il comune con i redditi più bassi del nord-est. L'inizio del nuovo anno vedrà l'avvio della sperimentazione del contributo d'accesso per gestire i flussi turistici a Venezia. L'assessore Venturini spiega le modalità con cui ci si dovrà prenotare. La polizia lagunare ha eseguito il primo arresto in flagranza differita. In base alla nuova legge contro la violenza domestica, un fenomeno in preoccupante crescita anche nel veneziano. Poste Italiane, c'è l'ipotesi di una nuova cessione di quote, ma i sindacati sono contrari alla maxi privatizzazione. In provincia di Venezia mancano già circa 500 postali, verrebbero chiusi nuovi uffici, dice la CISL. Il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, a Venezia per presiedere il congresso degli Azzurri, frena sulla possibilità del terzo mandato per sindaci e presidenti di regione. Siamo tornati a Cassolaro tra le lacrime e la disperazione dei residenti all'idea che vengano impiantati tralicci dell'alta tensione a pochi metri dalle loro case. Finalissima di Supercoppa di Spagna, domani sera in diretta su Antenna 3 dalle 20, in campo il meglio del calcio europeo con il classico Barcellona-Real Madrid. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Allora partiamo da quello che è stato il tema in discussione oggi all'M9 di Mestre. 15 progetti per salvare Venezia dal turismo di massa e dai tornelli di una città presto a numero chiuso. Nella prima sessione del laboratorio partecipato all'M9 di Mestre in scena Ripensare Venezia. Dopo la carica dei 1000 che hanno risposto al sondaggio online, si è discusso di come dal punto di vista economico, sociale e lavorativo si debba investire maggiormente sulla cultura e sulle peculiarità storiche e artistiche della città, senza continuare a puntare tutto esclusivamente sul turismo, che genera richieste di lavoro poco qualificato, cameriere in ristorante d'albergo, facchino e commesso. Una monocultura turistica, quella attuale, che produce stipendi molto bassi. Non a caso Venezia è la città col reddito medio più basso dell'intero nord-est, dati Veneto Lavoro e Fondazione Pellicani. E da qui, con il suo segretario, che si è dato avvio alla prima delle 2 giornate di dibattito. Con Ripensare Venezia la Fondazione ha inteso lanciare un progetto che ha l'obiettivo di immaginare la città del futuro, dei prossimi decenni, ma per farlo il primo step non può che essere quello di cercare di fotografare la città che viviamo, cioè la città che abitiamo quotidianamente. Città da dove i giovani di casa fuggono in cerca di migliori opportunità di lavoro e di vita, e popolata per il 40% da residenti di nazionalità straniera che si accontentano, per così dire, di quello che passa il convento. La parola chiave di questo progetto è insieme. Insieme ai cittadini stiamo scattando questa fotografia. Tu citavi prima dei dati che sono emersi da contributi della Fondazione a questo progetto che costruiamo con tutte le persone che hanno partecipato anche al laboratorio di oggi, la prima sessione, più di 15 interventi. La consapevolezza che il turismo è e resterà sempre la principale attività economica della città, ma non può essere l'unica. Da qui la bocciatura tout court dell'idea dei tornelli per gestire i flussi turistici. Noi dobbiamo gestire i flussi, non promuovere, improvvisare trovate che poi in qualche modo hanno effetto sulla stampa internazionale ma non risolvono il problema dei veneziani. Noi dobbiamo trovare delle regole e non appunto avanzare iniziative come queste che abbiamo già visto che servono a poco. E poi c'è il contributo d'accesso, perché da martedì 16 gennaio aprono le prenotazioni per i turisti. Parte una sperimentazione su 30 giorni, il 25 aprile è il primo giorno di contributo d'accesso, con lo scopo di trovare un nuovo equilibrio tra i visitatori e i residenti che vivono la nostra città. L'inizio del nuovo anno vedrà dunque l'avvio della sperimentazione tanto discussa del contributo d'accesso, che ha l'obiettivo di gestire i flussi turistici in città. Funzionerà così.
con un portale online in funzione dal 16 gennaio, quindi da martedì, in cui il visitatore prenota la sua visita. Se è un visitatore chiamato anche a contribuire con i famosi 5 euro di contributo, pagherà. Se è un veneto o comunque una persona esente, dichiarerà di essere o veneto o esente, ma dovrà comunque prenotarsi. È chiaro poi che nei prossimi giorni seguiranno informazioni per i lavoratori pendolari, per gli studenti, per gli ospiti degli alberghi, che sono comunque esclusi dal pagamento, esclusi dalla prenotazione, ma dovranno una volta all'anno semplicemente registrarsi con 3 battute di tastiera in un form online molto semplice. Lo scopo è non creare disagio. Venturini poi fa chiarezza sulla questione tornelli. Nessun cancello, appunto nessuna barriera all'ingresso, solo dei totem che segnaleranno questi 2 portali di accesso. Ci saranno in alcuni punti che sono i terminal di accesso, quindi il terminal acqueo della Cornoldi di Riva degli Schiavoni per chi arriva in lancione, il terminal di Piazza Noma per chi arriva in auto, il terminal ferroviario della stazione Santa Lucia, dei controlli operati da personale qualificato che si identifica con pettorina, in cui si chiederà alle persone che entrano all'interno della città storica di esibire un controllo, di esibire il titolo con cui si entra, ovviamente con la possibilità di sanzionare quelle persone che si vede che vogliono forzare o vogliono fare i furbi. Ci sono poi orari precisi. Dalle 16 non sarà più in funzione il contributo d'accesso, quindi noi invitiamo anzi a venire a cena a Venezia, perché è anche la parte più magica, il momento più magico della giornata, la sera, il tramonto e la notte, e quindi appunto per non creare disagi ulteriori e protratti anche alle attività ristorative serali, il contributo d'accesso è in vigore dalle 8:30 alle 16. Andiamo alla cronaca, perché la polizia di Venezia ha eseguito il primo arresto in flagranza differita in base alla nuova legge contro la violenza domestica. È il primo arresto per atti persecutori in flagranza differita nel veneziano dopo l'approvazione delle nuove disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, atti persecutori commessi la notte del 6 gennaio scorso. Dopo una segnalazione proveniente da una terza persona e la querela della vittima, la polizia avrebbe raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo, che è stato arrestato per atti persecutori aggravati. La nuova legge prevede infatti la possibilità di arresto sulla base di documentazione videografica, informatica o telematica entro 48 ore dal fatto. Mentre il giudizio direttissimo convalidava l'arresto dell'uomo, che è stato rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore, la vittima è stata accompagnata in un centro antiviolenza della zona. La violenza di genere è un fenomeno in crescita anche nel veneziano. Nel 2023 ci sono stati 123 provvedimenti di ammonimento per violenza domestica, in netto aumento rispetto agli 87 dell'anno prima, e 71 ammonimenti per atti persecutori contro i 52 del 2022. Più in generale, nel solo 2023 la Polizia di Venezia ha trattato oltre 530 interventi riconducibili a violenza domestica, con l'applicazione di 97 procedure di intervento di codice rosso. Nel pomeriggio di mercoledì invece i carabinieri di Dolo hanno arrestato un 35enne con diversi precedenti penali, deve scontare 5 anni di carcere per atti di violenza domestica commessi tra il 2011 e il 2018, è stato rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Ora andiamo alla sindacale. Poste Italiane, c'è l'ipotesi di una nuova cessione di quote, insorge la CISL. Siamo seriamente preoccupati come SLP CISL di Venezia riguardo alle ultime dichiarazioni che ha fatto la Premier Meloni per un'ulteriore quota di privatizzazione di Poste Italiane, che chiaramente porterebbe dei tagli, degli esuberi e quindi una riorganizzazione dell'azienda. In provincia di Venezia sono 3.000 i dipendenti postali. La preoccupazione del sindacato è che con la privatizzazione certi uffici postali possano essere chiusi e ci possa essere anche la conseguente svendita dei settori poco produttivi come i postini e il recapito della corrispondenza. Siamo nettamente contrari a questa idea malsana di questo governo, che qualche anno fa diceva il contrario, in quanto la Meloni diceva che assolutamente non si parla di tagli, anzi non privatizzeremo mai i nostri gioielli di famiglia. Invece negli ultimi giorni ha detto l'esatto contrario, quindi siamo molto preoccupati per questo e sulle ricadute insomma che ci potrebbero essere.
All'idea del governo di vendere circa il 30% delle poste si aggiungerebbe anche una cessione di quote di Ferrovie dello Stato sino al 49%, vale a dire un introito complessivo tra il 4,7 e i 6,7 miliardi di euro. Abbiamo chiesto a livello nazionale un tavolo di discussione, fra il governo, l'azienda e il Ministero dello Sviluppo Economico, per capire un attimino le dinamiche e come intenderà muoversi l'azienda. L'ente Poste, già in una carenza cronica di personale sia agli sportelli che al recapito, nella sola provincia di Venezia conta un ammanco di personale di circa 500 addetti totali e in diversi uffici, pure in quelli a doppio turno come Mestre e Marghera. Assieme al direttore c'è un solo sportellista o 2 al massimo e considerato l'enorme afflusso di persone anche nel pomeriggio si può ben capire in quali condizioni operino, spiega il sindacalista. Scenderemo in campo con tutte le nostre forze se a questo tavolo, a questo incontro non verremo convocati e quindi chiaramente metteremo in campo ogni tipo di battaglia per fermare la distruzione di un'azienda come la nostra che, ripeto, produce utili e è un riferimento per tantissimi cittadini italiani. Ora la politica, il presidente dei deputati di Forza Italia a Venezia per il congresso degli Azzurri frena sull'ipotesi di terzo mandato. Il presidente di Forza Italia Montecitorio del gruppo dei deputati azzurri, Paolo Barelli, questa mattina a Venezia per presiedere il congresso degli azzurri della grande città di Venezia, e cioè del territorio comunale di centro storico Terraferma Isole, al grande albergo Ausanio Angara del Lido di Venezia, dove si è svolto l'appuntamento congressuale. Barelli frena sulla possibilità di concedere un terzo mandato a sindaci e governatori uscenti. Lei sarebbe favorevole a un terzo mandato per il sindaco Brugnaro eventualmente? Ma qui non si tratta di Brugnaro o di qualche altro. In un momento così ravvicinato dalle scadenze elettorali regionali, e mi riferisco a quelle che ci sono, ma mi riferisco anche a quelle del prossimo anno, insomma complica un po' imbarazza anche il dibattito politico. Anche sull'autonomia differenziata Barelli è abbastanza chiaro. Un approfondimento, perché l'argomento topico sarà quello dei LEP, e cioè dei livelli diciamo essenziali per tutte le regioni, perché l'Italia può procedere, può progredire, si può e si deve sviluppare tenendo presente anche che vanno colmate alcune distanze dal punto di vista dei servizi ai cittadini. Il congresso ha poi eletto come coordinatore cittadino Michele Zuin, assessore al bilancio e alle partecipate della giunta Brugnaro. Siamo in crescita anche di iscritti, abbiamo fatto 280 iscritti solo nella città di Venezia, che sono i dati che avevamo quando eravamo al 30%, per cui una Forza Italia rinnovata sotto la guida di Antonio Tajani dopo che è mancato il presidente Berlusconi. Ci fermiamo ora per qualche istante, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione di Venezia, siamo tornati a Cassolaro tra la disperazione dei residenti all'idea dei nuovi tralicci dell'alta tensione. Immaginatevi un giorno di affacciarvi alla finestra di casa e vedere al posto del solito verde del prato erboso una distesa di ben 6 piloni dell'alta tensione a nemmeno 7 metri di distanza da voi. Vi piacerebbe? Il peggiore degli incubi potrebbe presto diventare realtà per Dialma Schraulek, pensionato 75enne di Cassolaro. Estenderò i panni sui piloni che mi mettono qua davanti, perché se l'opera viene a 6-7 metri... Nel gioco di opportunità e interessi, i residenti della zona guardano alla propria salute e a quella dei propri figli. Com'è possibile, dicono, che sia stato approvato il progetto per l'installazione dei tralicci alti dai 15 ai 18 metri, proprio in quest'area che con poche gocce di pioggia si allaga e ubicata pure vicino al fiume Dese. Pioggia che ora, all'idea del progetto, scende solcando il viso della gente del posto. Io sono nato qua, questa è la casa che mi hanno messo i miei genitori, e adesso che stanno a fare questa opera, perché senz'altro, da come hanno parlato ieri i tecnici, non penso che io
spero che ci sia qualcosa anche dal comune di fare un po' di forza, di cambiare questa idea. Area questa di Cassolaro, ricordiamo, già vincolata a Bosco come da progetto alla soprintendenza. Chi decide qual è il bene comune proprio nell'epoca in cui tanto si dibatte di sostenibilità ambientale? E ancora, come mai il progetto in questione è stato approvato senza il rispetto del cambio di destinazione d'uso? E una sua nuova discussione e approvazione da parte dell'amministrazione comunale. Interrogativi ancora senza una risposta che continuano a porsi i residenti uniti in comitato contro i nuovi tralicci a 2 passi da casa. Se questa centrale va fatta veramente, ci troviamo che tutto il nostro lavoro viene dimezzato, tutto lì. I sacrifici di una vita. Sono i sacrifici di una vita. Chi ha lavorato come noi in turno, di notte, eccetera, per poter realizzare qualcosa, si vede che i suoi sacrifici non sono considerati come alla stregua di chi che ci comanda, che come noi considerati come che noi non contassimo quasi niente. Questo è il problema. Ora il duro attacco del senatore veneziano Speranzon, che respinge le accuse di atteggiamenti antisemiti all'interno di Fratelli d'Italia. Credo che Fratelli d'Italia sia quanto più distante dalle posizioni antisemite, semmai in questi mesi abbiamo visto troppe manifestazioni con forti connotazioni antisemite e sono state manifestazioni che hanno visto l'appoggio, la vicinanza di ambienti vicini al Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle o comunque all'opposizione al governo. Sono di sinistra gli antisemiti in Italia, non sono certamente a destra. È una posizione decisa quella del senatore veneziano Raffaele Speranzon, certamente destinata a fare discutere nelle prossime ore. Speranzon, come consuetudine, non ha troppi peli sulla lingua e rincara la dose. Venezia è una città finalmente amministrata da qualche anno da chi sceglie sul merito e con il merito le persone che devono svolgere le funzioni per conto dell'amministrazione e ha abbandonato invece decenni di amministrazione di sinistra che metteva come prioritaria la spesa di milioni o decine di milioni di euro per la realizzazione di campi nomadi, per l'acquisto del centro sociale Rivolta, insomma per tutte scelte che dal punto di vista dell'interesse dei cittadini erano sicuramente poco apprezzate. Poi il senatore sporta in avanti al 2026 e non al prossimo anno l'appuntamento con le elezioni amministrative in città. Abbiamo un'amministrazione di centrodestra e contiamo di rinnovare quando sarà il tempo, e credo che non sarà prima del 2026, il buon governo. Con 2026 dice, perché ci sarà una proroga. È difficile che si possa pensare di votare ancora a settembre o ad ottobre, perché gli espletamenti burocratici e fare le campagne elettorali in agosto rischia di essere riduttivo. La giornata della memoria, lunedì e martedì, doppio appuntamento tra Venezia e Mestre. Anche quest'anno ci sarà un doppio appuntamento la prossima settimana tra Venezia e Mestre per ricordare i cittadini veneziani portati via nei campi di deportazione nazista. Questo è uno degli appuntamenti più significativi del mese della memoria. L'evento più importante è sicuramente quello delle pietre d'inciampo. Metteremo quest'anno lunedì e martedì, con la presenza dell'artista tedesco Walter Liebig, 28 pietre d'inciampo che vanno anche in questo caso a unire quello che è il nostro pensiero nei confronti delle deportazioni e naturalmente il ricordo di queste persone che sono state portate via. Lunedì è in programma la prima cerimonia e sarà alle 10 in Salisada dei Greci a Castello. Qui verranno simbolicamente deposte le prime 14 pietre. Poi, nello stesso pomeriggio alle 15, si replica in via Bembo a Mestre a prosecuzione del percorso cittadino, dove ne verranno deposte altre 3. Martedì alle 10, ultima tappa in campo San Lio a Castello. Quest'anno il programma della giornata della memoria ha visto una nutrita partecipazione di studenti e giovani. Dovremmo insistere sulla conoscenza delle cose vere, della storia, di quello che va indietro nella storia, non farci soltanto strumentalizzare da quello che sentiamo da persone che vogliono indirizzare la storia secondo i loro comodi e secondo i loro piaceri. La cerimonia cittadina quest'anno si svolgerà al Teatro della Fenice il 21 gennaio. È tutto il mese importante per la nostra città perché ormai da anni è divenuto il mese della memoria.
Polizia locale e Protezione Civile di Venezia comunicano che, visto il rischio di gelate, questa sera alle 22 entreranno in azione gli spargisale. Attenzione dunque all'altezza di rotatorie, sottopassi e cavalcavia in terraferma, massima prudenza. Ora la finalissima di Supercoppa di Spagna, domani sera in diretta su Antenna 3 a partire dalle 20. I Blaugrana di Xavi da una parte e i Blancos di Carlo Ancelotti dall'altra è il classico del calcio spagnolo in esclusiva su Antenna 3 domani sera alle 20 per la finale di Supercoppa di Spagna in programma allo stadio di Riyadh in Arabia Saudita. Quarta edizione con la formula delle Final Four che vede sfidarsi prima e seconda squadra del campionato e vincitrice e finalista della Coppa Nazionale. Giovedì le semifinali con Sergi Roberto e i suoi che hanno superato senza difficoltà i baschi dell'Osasuna, mentre per Luka Modric e compagni battere l'Atletico Madrid non è stata affatto una passeggiata. 3-3 il risultato alla fine dei 90 minuti, 5-3 quello dei supplementari e dunque classico sia domani sera alle 20 ora italiana in campo il meglio del calcio europeo che i telespettatori di Antenna 3 potranno vedere in diretta. Vivendo minuto per minuto l'ennesima sfida tra madrileni e catalani, sono questi ultimi a detenere il maggior numero di trofei nella storia della Supercoppa, 14, ma il Real segue a ruota con 12 e sarà ancora un grandissimo spettacolo. Appuntamento domani sera dunque, adesso come sempre le previsioni del tempo, poi l'edizione di Treviso. Una buona serata a tutti, arrivederci. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in ulteriore aumento. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di tempo asciutto. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 14 gennaio evidenzia un cielo piuttosto grigio. Avremo foschie e nebbie nelle ore più fredde. In montagna non sono escluse locali schiarite. Temperature stazionarie, minime ancora sotto zero, massime tra 3 e 5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà da nuvoloso a coperto un po' ovunque, come vediamo dalla grafica, specie sulle zone di pianura. Sui rilievi possibili parentesi soleggiate. Temperature minime tra meno 3 e 2 gradi, massime sui 4-7 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà molto più soleggiato con soltanto alcune nubi alte e velature in transito. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sugli 8 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile.